Ripeto ancora che mi chiamo Maurizio Bazzoni, insegno al collegio musica, infatti sono un po' suonato, come ho già detto, come dico tutte le volte, e mi sono messo a scrivere così per caso delle storielline dedicate su quel che succedeva a me, e poi mi sono messo a commentare i fatti di cronaca, visto che a me succedeva più niente, e oramai è diventata un'abitudine, tutti i giorni scrivo qualcosina su quel che succede, guardando i telegiornali eccetera eccetera. Vediamo un po', cerco di prendere le più carine perché se le leggo tutte fino a mezzanotte stiamo qui, oramai siamo arrivati a 70, 72, e allora prendiamone qualcuna un po' carina. Ah, ecco, una l'ho dedicata al Bar Madonna, al bar dove vado sempre io per il caffè, tanti anni che vado lì oramai. Lei è di fronte al santuari e lei è lì da tanti anni, i ricordi sono vari, lei me lo calda 35 anni, e il Bar Madonna a lei. Era lì un Lucini Abramo, cappuccini e caffè, 5 mesa, ciò che apriamo. Gary Boch, qualcuno dice, Toto Calcio e Totip per fina. Scriviva a mano e la matrice inculata alla schedina. Al giovedì, l'era sarà, lui andava qui a Mis, a fare in giro, o in qualche caso a mangiare e a divertirsi. Poi l'Abramo se ne andò e hanno cambiato un po' da gente. E adesso chi che è là? I cinesi, ma cambia niente. Alla ora tutti di, ma si riposa no. Ciao plof, dicono a me. O il caffè, si siga fu. I gentili, sorridenti, i modi, niente da dire. Ma la mia età, oggi, i ricordi, in sempre lì. Poi un altro giorno mi è capitato di andare a un funerale di un signore che conoscevo, capita, mi è venuto fuori un po' la storia delle vedove, che sono più numerose dei vedovi, e allora ho scritto una storiellina anche sulle vedove allegre, ce ne sono tante, né più di quel che voi pensiate. Su mandare un funerale, era un uomo, un mio amico, l'era anziano, stava un po' male e l'è morta all'improvviso. La sua donna, tutti i chissà quanto piange farà. Altar vedov, il dolore, a fan presto a far passare. Certi erano sempre in ca e adesso ti aveva più. Sempre in giro, va chi van là, van perfino a Timbuktu. Tutti anziani vanno a viaggiare e poi vanno all'Uni3. Anche i carta giugano ma, pes di omta usandre. Vengono fuori a bei truccati, quasi tu con tu rossetto e i capelli ben pettinati, ma si stimano sti dunetti. E poi vanno a cabalà, sagherà chi il me por pepin, e poi taccano un bel tango, una pulchetta e il valzerin. E scusate, su de scherzare, al so benno tutti i sci, maganè e de matrà, che gamancano al marì. Al dicevo il por Musazzi, la Teresa di Legnanes, quall'on lei la cassa, la sua donna la sa ingrassa. Non so se avete letto sta notizia, c'è anche chi fa la beneficenza all'incontrario, che di solito la beneficenza si dà a chi non ha soldi, invece c'è chi la dà a chi li ha, gliene dà anche di più. Mi sono, vabbè. Questa qui è del 2 agosto. Sì, è proprio vera, ubulle mel perché le vari. Sta notizia l'altra sera, ma la sa qui balallari. È morto un senatore, gran viveur, pien da danè, è morto per un tumor, 75 l'età a lei. E la fa un testamento, 5.000 rotti da danè. Savia chi, o bella gente, al compagno Bertinotti. La lascia al tardanè anche ad altri, chi già pien. Ma che tipo estroso a lei? A piazza fa del bene. Ma Bertinotti qui da ne, beneficenza sicuramente, anche se sospetto che resterà sul concorrente. Il compagno in scila di, dopo che all'era mor, mi lo sempre ammirà, perché l'era generoso, conti sciuri, nessuno la fa. Chi che pensa ai bisognosi? È finita.
Allora, c'è stato un ministro che parlava un po' di anni fa dei bamboccioni. Ho scoperto che qui in America hanno lo stesso problema. Semi del 2007, il ministro delle finanze, Cale Mordan Quayanet, l'ha parlato dalle sue stanze. Padua Schioppa, l'era quel che faceva esternazione, che paga i tasse, le belle, e il nostro figlio che è bambuccione, sta lì troppo i genitori, andando un po' fuori da qua, e sposarsi con l'autonomia andò a conquistare. I notizie che ho guardato, i fedeli americani, bamboccioni in diventà, saranno come gli italiani? Prima da noi era la crisi, che adesso le peggiorà, qui da ne caccia pandisi, ma come si fa a nessuna qua? Ma in America è diverso, un laurale nome chi? Sa sta mei, ma fa diverso, alle bella fa servire. La morale ormai tu la san, più italiani e più stranieri, i genitori riposeranno domani dentro al cimiteri. Voi lo sapete che c'è gente che va al ristorante e poi non paga e prende OA? Lo sapevate? Io ho scoperto che c'è un sacco di gente che fa così. Boh. Vabbè. In Italia pare che di trocconi a che ne tanti, mangia bevono al caffè e poi via dal ristorante. Siamo a Roma in pizzeria, di cupiet in arriva, mangiano bevono e poi vanno via, ma che ha molto da pagare. Siamo a Udine, provincia, in 50 lì a mangiare. Benissette vanno alla cassa e fanno finta da pagare. 2005 il cun le sta e appena galandì come un fulmine scappa 5 secondi era più lì. A Perugia le stesse, in 70 erano lì a pagare, veniamo adesso, un mese era sparito. A Venezia un surghestà mangia bef e il dis stasera mangiamo e veniamo a pagare, naturalmente nessuna guerra. Che per quei che abbiamo bisogno di andare fuori per fumare e per ti stava in soi ad aspettare che torna là. A Ferrara, che è un locale col computer, controlla gli accessi. Il risultato è minga male, ma il 5% a scappa stesso. E da vergognarsi per quel caffè, sa la ora per mangiare, sa facesse tutti i sci, il locale può danzare. Vediamo qualcosa di un po' anche qui spiritoso. Principe Alberto di Monaco. Infatti, l'autunno l'anno passato a questo ricevimento per vietare gli alluvionà coi daneca dalla gente. L'era Rolus dell'Alberto, quel di Monaco, il principino, a organizzare questo evento a Genova in un ristorantino. Era tanta bella gente, importante e autorità, a mangiare 4 palme per va via senza pagare. E il culo era salato, 15.000 da pagare. Adesso il principe le denuncia, vedrà se pagherà. Ma perché mai sti bei signori vengono sempre in Italia per fare più certi figure, ma stia a vostra, non si sbaglia. Stesso giorno, vietato morire, lei vuole morire. Qui l'hanno vietato addirittura, sapo no. In Calabria, in un borgo là, un'ordinanza le sta fa, la fa il sindaco e che stampa, che è il divieto da crepà. Io pensavo, vuole camì, forse a morire più, e poi dopo capì il perché hanno scritto. In Cincin, il Liancamò, quasi tutto anziano risulta. E allora esami gratis, a chi ha fa no, c'è per una bella multa. Ma sto sindaco, ma mi piace, ha cura di so gente. Chi da noi, e mi dispiace, che interessa un po' o niente. La gente, cioè c'è di quella gente che mi sono, questa qui proprio, Norvegia.
Siamo a Oslo, in Norvegia, precisamente all'aeroporto. La polizia che non l'oreggia, che è un pilota che cammina storto. Era pronto il volo per Creta, la polizia la controlla. Era gli hostess con la sbrunzetta e anche i piloti si dà da fa. In sta subito arrestata e la pena alle 4 anni. Si da beffa, se li ca e poi dopo a Fimendan. Norvegia sempre, questo è ancora peggio. Resto sempre in Norvegia, club da golf da più rispetto. Le design, le storie oeggia, quel che vu che fai dispetto. Ma sal fa che non lisci, fa venire proprio il nervus. Al defeca dentro lì e visito i gay bus. E le un tipo sei pulito, con la carta per sanetta, la salì, oramai le un rito, poi al va alla sua casetta. In design la mai becca e le mingan pacciafic, ma poi vive al ciaparà e che va a fare fa i suoi urtic. Saltiamo un po' a Topo, Napoli. Tratto un topolino. Domani che la salì. Vabbè, siamo a Napoli un po' di fa, centro storico sulla strada, e un rat che le crepà. Tu ci guardano e la sallà. Fanno la foto in gentilità e qui vi gratta la crapa, ma sto rat sta lì motando, guardano tutti e su al ciappa. Un spassin, toccano a me, buttegar, mi proprio no, las, un regolamento che chi sci, sto problema, gala no, che passa ben du da sur, al fine un uomo alla ciappa, la mettu del contenitore e che sia finita là. Se si ripete, faranno al me, gara d'appalto o anche un pat, al miglior che lavora bene, col diploma da ciaparat. I ragazzi tante volte con internet fanno un po' guardano anche cose che non dovrebbero guardare. Certe volte però succedono di quelle cose. Siamo a Sydney, università, in un'aula, giù a basso, professore le sue fa, ma anche lui le dreno jas. Al mouse portatile cerca un porno da qui là, la trova su, sale facile, e le cuffie l'attacca. Ma purtroppo le stanno frescone, quando i cuffie l'attacca, colpa forse l'emozione e attaccando il bus sbagliato. Al guardo il film che le impiese, ma il suo audio al sa sen com'è, soprattutto una donna che ha la voce me strasce. Rida tu naturalmente e guarda tu da lì, lui capisce e finalmente ci segue alle sparì. Tutti i fioi battanima che è filmato in internet, alle sion da randoma o starà a finire il filmetto. Ah, questa poi, mamma mia. Ed in Russia un sito che è una specie di Facebook dove premia le foto che vedono me e senza truc. Ma che foto andaves? Panorami, aeroporto, ma no, Val di adesso, alle un selfie con tutto il morto. E non ci crederete, è vero. Parno era, ma lei sci, e ti daves bel sorridere, perché un morto che è più lì, sta me, sei tu contento. Alla foto più se bella, 70 euro a Tadan. La risulta è quella, una vita nuova in morta fan. Ho pensato un'idea mia, per capire mi fai già, fare un selfie con un'autopsia, ma che la privacy sa farà niente. Direi basta perché sennò qui sono troppi. Magari l'ultima forse si trova un po'. L'ultima? Ultimissima. Il ciclo perché il professore poi... Ma non vengo più perché ho i miei impegni. Al martedì non posso venire, ho impegni. E alla banda. A voi va bene un paio ancora? Sì. Oggetti smarriti, si perdono tante cose. Voi non avete idea di cosa. In via Friuli a Milano, che l'ufficio incarica, che tegli oggetti dimenticati, dei persone un po' sbadà. E da questi che ne tanti, in un mese 36.000,
in oggetti interessanti da Crenò, una fila, anche aspirapolvere, biciclette, poi le coppe coi trofei, una gamba destra, che è un miracolo, non saprei, anche ciaf, e cellulare, e borse, e documenti, caschi per chi deve andare un po' in moto a Ciapalvento, guanti, scarpe e valise, un piccun con una pala, tanti sanno due amici e di poco vanno a ritirarla, portafeuille e vibratur, buoni pasto e da sei, biebie, corano e pur, una pianola e violin da lei, e l'elenco le finì e ne ha ritirato ma un quarto, ma chissà dove ganò il l'avranno perduto da qualche parte. Ah, questa mi è successa l'altro giorno davvero, ma davvero da piangere o da ridere, non so. L'altro dia su mandà all'ospedale da Garbagnà, a Bussolta per parcheggiare, l'era pieno e si ti a girare. Una macchina davanti a me, l'ha visto un po', le andrei andare, ma veniva un sciur da lì, che toccava lui a entrare. Nella macchina che era una sciura, l'avevo già tutta arrabbiata, e mi gioca la mia dell'altra sciur e che usata e cominciano a insultarsi e se ne dicono di ogni qualità e cominciano a capicarsi ed era tutto di una certa età. Arriva un sciur e ha dividuto fino al spettacolo a suo mandato. Se si faceva male tutto al più all'ospedale a Gherangià, ma se può andare a risiare per un posto all'ospedale chi sei botta al supermercato alla vigilia da Natale. Basta, grazie a tutti. È veramente divertente, ma soprattutto mi entusiasma questo suo entusiasmo, perché la cosa più bella è intanto l'idea geniale, proprio di prendere le notizie, di interpretarle così, e poi questo entusiasmo nel farlo sempre. Quindi io farei un altro grande bel applauso.